Mi dovrei allontanare, sono anche per le posizioni dell'avvocato Di Benedetto e dell'avvocato Mancini. Avvocato, abbia pazienza, non ho capito. Mi dovrei allontanare, sono anche per le posizioni Sì, sì, va Okay, bene, perfetto, nominiamo l'avvocato Mercurelli, che è quello che rimane fino alla fine. Perfetto. Quindi chiunque si allontana, ma mi pare di vedere soltanto 2 avvocati in aula a questo punto. Va bene? Ok. Avvocato Madeo, quando lei decide... Se siete pronti Prego. a sorbirmi. Allora, Presidente, signori del Collegio, signor Pubblico Ministero, pochi sparuti colleghi rimasti in aula, ma buoni, cercherò di contenere, io sì, perché dopo l'esperienza di stamane, quando l'Avvocato Ceci mi chiederà di parlare per primo dirò sì, questa volta non rifiuterò l'invito, visto il tempo che l'abile collega, a cui faccio veramente i complimenti, insomma, ha dedicato alle varie posizioni che comunque in maniera assolutamente precisa ha affrontato. Spero di essere altrettanto preciso e di non essere soporifero e di non farvi addormentare, perché quello che ho rilevato in questo collegio, lo posso dire pubblicamente, è che è un collegio che è stato sempre attento. È stato sempre attento, addirittura stamane attento anche, può sembrare banale ma queste cose noi le notiamo, anche alle esigenze dei poveri imputati che stavano morendo di caldo e il Presidente ha gentilmente offerto l'ausilio. Devo dire, non me ne ero accorta, del è stato il ventilatore. collega, devo dire onestamente. Però questo vuol dire che è un processo tutto sommato sereno, nel senso che le imputazioni sono imputazioni terribili, da far tremare i polsi. Io devo difendere, Presidente, 2 ragazzi che hanno poco più che 30 anni, da un'accusa e da una richiesta di condanna a 36 anni di reclusione, 36 anni di reclusione spalmati nei 3 mesi che il capitano Ceccagnoli ha riferito di attenzione sull'operatività della consorteria criminosa da aprile 2017 a luglio 2017, vuol dire 12 anni per ogni mese di affiliazione. Quindi i fratelli Durante potrebbero essere condannati a 12 anni di reclusione per ogni mese di affiliazione. E questo fa tremare i polsi anche a un avvocato come me, che quest'anno compie 20 anni di attività, ho 42 anni, questo è il 20° anno. E allora, se queste sono le premesse, ben venga, diciamo, un animo disteso e sereno da parte del Collegio. Devo pubblicamente anche rivolgere i complimenti al Pubblico Ministero, al rappresentante quotidiano del Pubblico Ministero, dell'Ufficio del Pubblico Ministero, perché non era facile entrare a gamba tesa in un procedimento così complesso istruito da altri. E quindi non ho mai avuto il piacere di incontrare in altro procedimento la dottoressa Pinto, ma devo dire che è stata veramente precisa, anche se naturalmente le richieste che ha avanzato nei confronti dei miei assistiti non sono da me condivise, ma bisogna riconoscere che il lavoro lo ha fatto e lo ha fatto anche bene. Quello che invece purtroppo devo notare, e mi spiace naturalmente che non è presente in aula, perché in realtà in alcuni uffici giudiziari, per esempio a Milano, Presidente, ho concluso un procedimento di omicidio il mese scorso. A Milano l'APG partecipa fino all'ultima udienza, fino alla sentenza, come se fosse un ausilio al Pubblico Ministero. Qui non è così, aggiungo per fortuna, perché non si personalizza, ma quello che in realtà devo censurare in via preliminare e anche per tutta la durata della mia discussione è in qualche modo l'eccessiva foga ricostruttiva, investigativa da parte degli operanti di polizia giudiziaria che hanno provato, Presidente, a suggestionare questo collegio. Perché? Perché attraverso le numerosissime ore di esame e controesame il capitano Ceccagnoli, il brigadiere Marano, l'altro operante Meloni hanno provato in qualche modo a implementare nel nostro sistema quello che succedeva prima del diritto comune. Prima del diritto comune esisteva il corpus delicti, e cioè si trovava il morto per strada, si faceva l'imputazione. Si trovava l'oggetto del furto, si formulava l'imputazione, perché non c'erano i codici, non c'era la tipicità. Si partiva dal fatto e si arrivava al diritto. Per fortuna noi abbiamo invece
uno dei corollari del principio di legalità, che è la tipicità. E allora non si può prescindere in un caso come questo dall'andare ad analizzare se è possibile ricondurre le condotte dei miei assistiti a elemento oggettivo e soggettivo di una fattispecie così brutta qual è l'articolo 74 di PR 309 del 90, quindi parto dal capo 1. Perché, Presidente e signori del Collegio, dico che c'è stato un tentativo surrettizio di suggestionarvi? Perché dovete spiegarmi in sentenza che cosa c'entravano le imputazioni Dada Umpa, Royal Beef e Gay Village con questo processo. Lei ricorderà, Presidente, io ho provato un po' a oppormi in maniera forse sgarbata, perché ogni tanto dimentico di essere in un'aula e quindi cerco magari di andare un po' oltre. Ho provato a dire, guardi che mi aveva promesso, aveva fatto un agreement con me difensore pubblicamente dicendo che non avrebbe tollerato delle esondazioni rispetto al tema decidendum e quindi al tema probandum, e così purtroppo non è stato. Perché lei noterà che in diverse parti dell'esame di Ceccagnoli si è parlato di fatti estranei ai capi di imputazione. La mia domanda è: perché? Semplice, perché devo dimostrare che Massimo e Flavio Durante sono due violenti. E allora, la vicenda Gay Village, nessuno dei due è indagato. La vicenda Dada Umpa è imputato il solo Massimo Durante e non anche Flavio, e questa la dice lunga sulla consorteria Batteria Durante. La vicenda Royal Beef è imputato Flavio e non Massimo. Voglio dire, signori del Tribunale, non facciamo pagare due volte la stessa condotta agli imputati, perché ci sono dei procedimenti connessi pendenti presso gli uffici giudiziari di Civitavecchia e Roma, nei quali evidentemente i miei assistiti esplicheranno le loro difese in maniera più o meno convincente. Che senso ha portare in un'imputazione per 74 queste vicende? Ecco il tentativo di suggestionare il Collegio. Parlo di fatti cruenti, parlo di vicende delittuose di sangue, così il Collegio comincia a capire che parliamo di due criminali. Non sono due stinchi di santo, però è la prima volta, Presidente, che questi ragazzi entrano in carcere. Prima della vicenda Maverick, pur essendo di Ostia, nessuno dei due era mai finito in carcere. Massimo Durante addirittura era incensurato. La prima e unica condanna che Massimo Durante ha subito è quella per il capo 35. Questo capo 35 spesso tornerà, nella mia discussione, perché è un po' un croce e delizia di questo procedimento, dal punto di vista soprattutto logico. Ricorderà, Presidente, mi permetta di tornare qualche anno indietro, lei nel 2009, io ero giovane avvocato, fece il processo Maresca. Si ricorda Ciro Maresca? Era il primo. Era GIP. Sì che me lo ricordo. Era il primo procedimento della mafia 4.0, quella che chiamammo poi mafia capitale, perché da lì in poi la DDA di Roma cambiò atteggiamento, si ricorda? Era tutto su fondi, mi pare. Fondi, Cassino, esatto. Frosinone. Sì. Perché ricorda, dirà l'avvocato Madeo, questo processo? Chiedo scusa un secondo. Perché, Presidente, quando lei era GIP in quel processo, io assistevo un mio prof che difendeva Maresca, noi facevamo difficoltà a trovare nella banca dati del nostro Tribunale di Roma vicende sull'articolo 7, era sparuta la giurisprudenza. Poi è cambiato il procuratore, non faccio nomi, sappiamo di chi parlo, ed è cambiato il mondo, perché la dottrina ha dovuto in qualche modo adeguarsi alla giurisprudenza romana, sono nate le mafie autoctone, è nata mafia capitale, la Cassazione ha dovuto pronunciarsi su queste nuove mafie e il mondo è cambiato. E ho ascoltato la ringa dell'avvocato Naso, è sempre un piacere ascoltarlo, faceva riferimento a questo spartiacque, prima e dopo Pignatone. È così dal punto di vista giuridico dogmatico, poi giusto o sbagliato che sia lo lasceremo alla storia, ma è così. E allora, Presidente, lei oggi invece, dopo 12 anni, ha un mare magnum diverso, perché la giurisprudenza su questo articolo 7, sul 74, sui reati ostativi è cambiata. È cambiata, ma ciò non significa che noi non dobbiamo pretendere
il rispetto del Tatbestand, come dicono i tedeschi, cioè la tipicità. Se le condotte di Massimo e Flavio Durante non sono sussumibili sotto l'articolo 74, non può essere applicato. E allora è un processo di mafia parlata, di mafia distorta, di droga parlata, di droga distorta. Perché? Perché la droga parlata prevede l'interpretazione di intercettazioni e le intercettazioni noi le veicoliamo nel dibattimento attraverso la perizia. Dovrò dedicare qualche minuto alla perizia, perché ricorderete che in aula c'è stato un momento anche di imbarazzo, perché due periti hanno dovuto obtorto collo confermare di aver scambiato una parola "mi ammazzi" con "stai bene così". Tra "mi ammazzi" e "stai bene così" c'è una differenza, perché se "mi ammazzi" lo dico io, dirà Matteo è un matto, se lo dice uno di quei due è un criminale. E allora, Presidente, signori del Collegio, prudenza, perché parliamo di ragazzi violenti, ma sono ragazzi, hanno la vita davanti ancora. Flavio Durante da 3 anni e mezzo ai domiciliari, lontano dalla famiglia, perché non riesce la moglie a portare i bambini. Le ho fatto diverse istanze e lei ha sempre risposto garbatamente dicendo: mi dispiace, lì non ci vai. Massimo Durante, dopo la vicenda del Capo 35 e prima, ha sempre lavorato. Se voi domani andate a Ostia, al Peorex di Ostia, lo trovate in uniforme che fa la sorveglianza in un supermercato. Parliamo di ragazzi sicuramente con qualche devianza dal punto di vista comportamentale, inutile negarlo, lo sanno anche loro, ma da qui ad essere trafficanti e ad essere legati a Sibio, che è un signore anziano, non so neanche quanti anni avrà, nessuno dei due lo conosce. Presidente, la toponomastica è importante, voi da lì vedete tutto. Avete mai visto sedersi Durante vicino a qualcuno delle altre articolazioni? Mai. La batteria Durante, se così si può chiamare, l'avvocato Cici parlava di amicizia, siede sempre vicino, non è un caso. Se fossero stati legate le articolazioni, le avreste visti anche parlare insieme. Mai nessuno dei Durante si è mai seduto vicino a Perrulli, si è mai seduto vicino alle altre articolazioni, mai, e non è un caso. Quindi questo tipo di impostazione, questa super associazione di cui al capo A, che ricorda tanto, devo dire la verità, le associazioni di Reggio Calabria, perché in effetti a Reggio Calabria venivano costruite queste grandi associazioni con 150 imputati, che però poi finivano in sentenze che in qualche modo limavano, modificavano le imputazioni. Questo capo A, signori del Collegio, ricorda molto queste super associazioni, perché se voi vedete il diagramma che ha dato vita all'operazione Maverick, c'è un poster con tutte quante le immagini, uno l'ho prodotto anche io al precedente collegio, vedrete che se con un pennarello provate ad unire le immagini della batteria Durante, solo uno o due ha un rapporto, un incontro con il livello superiore, gli altri no. E come si fa a dire che Massimo Durante è legato a Pignataro o a Di Francesco? Come si fa a dire che Massimo Durante è legato a Sibio o a Bonti? E chi li conosce? Ma chi li ha mai visti? E allora questo dato fenomenico banale, io credo che nella vostra mente di giuristi, perché siete dei giuristi, dovrebbe in qualche modo accendere una lampadina dicendo: ma siamo sicuri che questo rapporto di affectio societatis può derivare dall'interpretazione di telefonate distorte, vedremo tra un po' perché, e soprattutto dalla fervida immaginazione e fantasia del capitano Ceccagnoli, a cui ho fatto i complimenti perché è veramente un bravo investigatore, senza dubbio, però fa il suo lavoro, è investigatore. Per fortuna le informazioni dell'operante devono essere poi da voi veicolate e tradotte in prove, e qui il discorso naturalmente cambia. Qual è, lo strumento che permette a questa droga distorta di diventare parlata? È come se voi foste in questo caso i medici curanti della salute e della giustizia, che è la legalità, è il principio di legalità. Se voi vi accorgete, sulla base di quello che dico io e che diciamo, che la perizia è fatta male, che le conversazioni della perizia non sono fedeli rispetto a quello che risultava dall'audio, forse questa perizia potrebbe essere dichiarata nulla. Forse la perizia potrebbe essere inutilizzabile, forse la sentenza basata su una prova del genere potrebbe essere viziata, e fra un po' vi dirò in che parte, almeno per quanto riguarda la nostra posizione.
Il leitmotiv di questo capo A, signori del collegio, è un'affermazione che Di Francesco in un'intercettazione riferisce, e il capitano Ceccagnoli su questa affermazione indugia molto. Dice che l'associazione si compatta all'occorrenza. Si compatta all'occorrenza vuol dire che si compatta occasionalmente. Occorrenza uguale occasionalmente uguale non stabilità, non sistematicità, non affectio societatis. E allora vado rapidamente nel vivo, diciamo, della discussione, se così si può chiamare, sperando di non tediarvi, e vorrei da subito rilevare e richiamare alla vostra attenzione quanto si è verificata l'udienza del 1 giugno 2020. Ricorderete che al 1 giugno 2020, dinanzi a voi in quest'Aula, fu sentita la dottoressa Anna Dinnella. Anna Dinnella è da 26 anni la più utilizzata trascrittrice del Tribunale e della Procura, compresa la TDA di Roma, quindi una persona, diciamo, al di sopra di ogni sospetto. Anna Dinnella dice: per quanto riguarda la Tebaldi, io mi sono fermata, devo dire, francamente non mi è mai capitato, perché quando mi è arrivato l'elaborato della dottoressa Tebaldi conteneva, data l'esperienza anche che ho, dei caratteri di tabulazione, dei caratteri particolari che vengono soltanto quando si, presumibilmente, tengo a dirlo, presumibilmente uno copia un testo da un testo HTML e prosegue. Qual è il nocciolo, se non vi faccio perdere tempo? È che la Dinnella ci fece notare che i segnetti impressi sulla bozza di perizia erano i segnetti tipici del copia e incolla dai brogliacci, e cioè i periti nominati dal Tribunale e quindi pubblici ufficiali, nell'espletamento del servizio pubblico assunto, hanno fatto copia e incolla dei brogliacci. È una cosa gravissima, potrebbe essere anche un reato, Presidente. Esiste il falso in perizia. E allora, con molta prudenza, perché non mi piace mettere in difficoltà le persone, soprattutto persone che lavorano, voglio dire, nessuno pensa alla malafede, però con molta prudenza, ricorderete voi del collegio, io ho esaminato la dottoressa Puggioni, udienza 1 giugno 2020, pagina 12-17, e la Puggioni, dopo aver confermato che è stata autorizzata dal Tribunale a consultare i brogliacci per l'identificazione, già questo, Presidente, mi permetta, non è proprio il miglior modus operandi, perché in realtà lei ha esperienza da regalare a noi. Quando si dispone una perizia trascrittiva, il perito dovrebbe dire voce 1, voce 2, uomo, donna. Se io utilizzo i brogliacci per capire chi è l'interlocutore, è finita, perché se le utenze non sono intestate a Flavio e Massimo Durante, ma nei brogliacci è scritto Massimo e Flavio Durante, il gioco è fatto. La perizia dirà che chi parla sono Flavio e Massimo Durante. Quindi per me già questo è un primo vulnus alla perizia trascrittiva. Non basta però, perché la povera dottoressa Puggioni a un certo punto, capendo che il problema diventava più serio, dice: guardi, avvocato, non l'ho fatta io quei segnetti di cui parla lei non riguardano la mia perizia, riguardano quelli della mia collega che è stata sentita poi dopo qualche minuto. Però, Presidente, il perito Puggioni conferma che anziché dire lo ammazzi così, la perizia a seguito della interpolazione e del sollecito della dottoressa Dinnella risultava no masticosi. E allora quello che io dico al collegio: siamo sicuri che tutte le numerosissime intercettazioni telefoniche ambientali versate in atti siano rappresentative, fedelmente rappresentative di ciò che si diceva? Voi direte: ma perché, avvocato, non dimostri il contrario? Ad avere i soldi per poterlo fare, perché non è semplice per questi due ragazzi pagare una consulenza tecnica che possa disaminare 3-4 mila telefonate. Ci vorrebbero forse 100.000 euro. Sinceramente credo che sia quasi, ecco, credo sia sinceramente un onere improponibile. Voglio dire, forse anche un onere che spetterebbe probabilmente o alla Procura o eventualmente al Tribunale. Noi possiamo fare, diciamo, quello che riusciamo, Presidente, però io ve lo pongo come dubbio. Valutiamolo. Perché dico valutiamolo, signori del collegio? Perché in maniera certosina ci siamo appuntati tutti quanti i file in cui o l'SMS o la telefonata non è
fedelmente rappresentativa. Li utilizzeremo eventualmente per un'impugnazione, però voglio dire sono tanti. Perché? Perché il capitano Ceccagnoli nel suo esame ha raccontato la storia perfetta. Ha raccontato, a un certo punto ho anche visto nel capitano Ceccagnoli una sorta di spirito veramente paternalistico nei confronti degli imputati, che chiama i miei clienti. Ceccagnoli chiama gli imputati clienti e chiama i suoi colleghi d'ufficio collaboratori. Ora, è come se fosse un avvocato mancato o un pubblico ministero in divisa. Questo vuol dire che ci tiene a ciò che fa, però non basta per dare 36 anni di carcere. Ecco perché, Presidente, abbiamo cercato in qualche modo di smontare la ricostruzione di Ceccagnoli, perché la ricostruzione di Ceccagnoli è perfetta, però vive di molte interpolazioni personali e questo non va bene. La dottoressa Teobaldo, sentita il 1° giugno 2020 a Foglio 19 e seguenti, un po' in difficoltà rispetto a quello che io le chiedevo, risponde sulla questione del Rolex. Ricorderete, nella perizia voi trovate scritto che Massimo Durante ha un Rolex. La domanda sorge spontanea: o era un Trojan e quindi il file audio era anche video, o qualcosa, Presidente, non torna. Come fa un perito a dire che Massimo Durante ha il Rolex? Non c'era. Ecco, la circostanza è stata confermata. Oppure dice che Massimo Durante accende il motorino. Domanda dell'avvocato Madeo: ma dottoressa, come fa a sapere che è un'interlocuzione tra 3 persone e Durante Massimo che accende il motorino? Erano in 3. La risposta: avvocato, perché lo scarabeo era in possesso del signor Durante Massimo. Come fa a saperlo? Presidente, questa è la prova regina che è un processo di droga parlata a metà, è droga interpretata, è droga sussurrata, è droga frastornata probabilmente. Quindi, come modus operandi preliminare, vi prego, signori, parliamo di ragazzi giovani, possono ancora recuperarsi. Massimo Durante ha sempre lavorato. Flavio Durante, vi faccio ridere 2 minuti. Volete sapere Flavio Durante cosa faceva durante, chiedo scusa il gioco di parole, nel periodo dell'associazione, Presidente? È una cosa che devo dire perché voglio vedere le vostre facce. Ebbe l'idea felice di aprire il primo negozio di marijuana light a Ostia. Quindi, proprio qualche mese dopo quel luglio 2017, Massimo Durante, abbiamo prodotto peraltro i documenti al Tribunale, aprì il primo negozio di marijuana light ad Ostia, perché ci fu la riforma di legge, ricorderete, in quel periodo. Sapete cosa è successo? Lo arrestarono ad Arezzo, di rientro dalla Svizzera dove aveva comprato questi panetti di marijuana light, lo arrestarono ad Arezzo e fummo i primi ad andare in Cassazione sulla marijuana light. Se voi scrivete su Google Madeo Durante marijuana light, esce la sentenza della 4ª sezione penale, che naturalmente, perché sono sempre sfortunato, mi diede torto, ma poi le sezioni unite invece cambiarono, diciamo, in qualche modo orientamento, e quindi, fra virgolette, il povero Massimo Durante si occupava di droga leggera, ma quella era una droga leggera tollerata perché è la marijuana light. Quindi prudenza, perché parliamo di ragazzi. Poi, se il vulnus, signori del collegio, riguarda la perizia trascrittiva, non meno difficoltoso è da parte nostra attribuire valenza probatoria al riconoscimento vocale che Ceccagnoli ha sempre demandato all'operante Marano, ma che l'operante Marano non ha fatto. Perché l'operante Marano, il brigadiere Marano, all'udienza in cui è stato escusso, si è limitato semplicemente a rispolverare e interpretare le trascrizioni e gli SMS tra gli imputati, ma non ha mai detto io conosco Massimo Durante, io conosco Flavio Durante, tant'è che udienza 16/2/2021, foglio 92-99, alla nostra domanda risponde: per quanto riguarda i soprannomi di Durante Flavio, per quanto riguarda le intercettazioni, non abbiamo elementi direttamente riconducibili a queste utenze, cioè sulle utenze di Durante Flavio abbiamo delle intercettazioni fatte su altre utenze o su altri imputati. E allora, Presidente, comincia a essere un impianto poco granitico. Come possiamo costruire una sentenza di condanna a 36 anni sulla base della prova regina, che dovrebbe essere la perizia trascrittiva, così cagionevole? Perizia
perizia trascrittiva che viene riscontrata poi da un'interpretazione di intercettazioni non seguita da perizia fonica. E allora probabilmente avremmo potuto, forse anche noi difensori abbiamo sbagliato, avremmo potuto sollecitare un riconoscimento vocale da parte degli operanti di PG. Conoscete meglio di me la giurisprudenza che permette di bypassare la perizia fonica quando l'operante ritiene di essere talmente, integrato nel territorio da riconoscere gli imputati. Marano non lo ha fatto, questo riconoscimento non lo troviamo nel nostro procedimento. Quindi io ho una messe di intercettazioni, soprattutto che riguardano Massimo Durante, perché di Flavio Durante non ce n'è neanche una, in cui si dice che chi parla è Massimo Durante, si dice che il T-Max è di Massimo Durante, ma nessuno ha acquisito dal PRA un certificato di proprietà dello scooter. Io non so se il T-Max è di Massimo Durante o è di Sagoni perché è lì di fianco o è del fratello. Sono affermazioni apodittiche e allora 36 anni di carcere io non li accetto sulla base di questo tipo di prova, perché, viva Dio, esiste dal 2001 l'articolo 533, la regola Bard, che ha sancito il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e vale soprattutto in questi procedimenti di matrice indiziaria. Addirittura il brigadiere Marano, signor Presidente, a un certo punto afferma che Massimo Durante, dall'utenza 351-2087-294 intestata ad una cittadina, credo marocchina, Emara Mustafa Sayed, scriverebbe degli sms il 30 luglio 2017. Peccato che in quella data Massimo Durante è a Regina Coeli. Sapete perché è a Regina Coeli? È a Regina Coeli perché scatta l'operazione del capo 35, su cui ritorneremo, che è un'operazione condotta sempre da Ceccagnoli e compagni, che porta al sequestro di 10 kg di marijuana a Massimo Durante, ma che Ceccagnoli dice attenzione, non hanno alcun rilievo con il capo A, e mi fa gioco anche questo, poi vi dirò anche perché. Perché il capo 35, ricorderà Presidente che il pubblico ministero ha provato all'ultima udienza a fare la contestazione nuova in maniera, devo dire, anche molto garbata, e poi naturalmente ha revocato questa proposta. Perché? Perché probabilmente il capo 35 scombussola un po' i piani. Signori del collegio, il capo 35 è l'architrave dell'eventuale accusa di cui al capo A. Perché? Perché se Massimo Durante si permette di spacciare e di comprare o di vendere 10 kg di hashish senza parlare col fratello e senza parlare con la batteria Durante, ma che batteria è? Ma che associazione è? Ma a chi risponde Massimo Durante? Visto che il fratello Flavio è l'organizzatore. Il fratello Flavio, secondo l'accusa, è il livello 3. E poi l'ultima nota dolente, e poi sarò più dolce, prometto. Questa mi riguarda perché purtroppo sono calabrese e certe cose non me le faccio fare. Cosa è successo, Presidente? Ricorderà anche questa polemica. Io ci ritorno. Flavio Durante viene appellato in diversi modi. Biondino, quello alto, Acale o Acale, e non c'è mai un riconoscimento diretto di Flavio Durante, è sempre una ricostruzione ex post da parte degli operanti sulla base dell'interpretazione di messaggi eteroindizianti. Il problema riguarda, Presidente, però quello che è emerso all'udienza del 22 febbraio 2021, foglio 44-45, in cui per caso, quel giorno ero presente per caso in aula perché di solito c'era l'avvocato Zarrillo, sento e mi rendo conto che era indicato, il brigadiere Marano diceva che era stato intercettato un colloquio tra l'avvocato Madia e Flavio Durante a Castelromano. Ora l'avvocato Madia era nel collegio difensivo, però io non immaginavo che non conoscesse Flavio Durante, e infatti andando a leggere la scheda allegata all'informativa, l'avvocato Madia era l'avvocato Antonello Madeo, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e numero di telefono nella nota a margine. Cioè i carabinieri e la DDA si sono permessi di scrivere i miei dati personali in un'informativa della DDA ritenendo che fosse indiziante del riconoscimento del cliente l'incontro professionale tra il cliente e il suo avvocato. Una cosa gravissima, Presidente, gravissima. 12 anni fa, nel processo Maresca, mai sarebbe successa una cosa del genere, mai. Questo la dice lunga sull'imbarbarimento dei rapporti tra procura e avvocatura.
Mi direte, ma tu sei uno che parla tanto e non fa nulla, perché non hai fatto un esposto alla Camera Penale? Perché? E ve lo dico in maniera molto chiara. Naturalmente togliendo e non ritenendo responsabile il rappresentante odierno dell'ufficio del pubblico ministero. Chi era all'epoca il procuratore aggiunto? Prestipino. Chi era il sostituto procuratore di questo procedimento? Lacalò. Poi il dottor Prestipino è diventato procuratore capo, la dottoressa Calò diventa procuratore aggiunto. Adesso mi pare che hanno annullato entrambe le nomine. Allora non mi andava sinceramente di andare a creare problemi ad una, situazione in cui sicuramente il magistrato nulla c'entrava, perché in questi casi chi sbaglia è l'operante di PG, ma come ti permetti di ritenere che l'incontro di natura professionale possa ritenere un indizio? E che ne sai che Flavio Durante è Acale? Lo sai perché incontra l'avvocato Mateo? Non si può fare, a meno che non sono indagato io, il discorso cambia, ma credo di non essere stato indagato né in questo né in altri procedimenti. Quindi questo, Presidente, è secondo me un tipo di rilievo che non può lasciarvi indifferenti, perché guardate che noi siamo un presidio di garanzia. Quella volta, lo ricordo benissimo, Flavio Durante lo incontrai per parlare proprio di un procedimento collegato a questo, e quindi questa circostanza, a mio avviso, non doveva essere fatta passare nei confronti dell'operante. E vabbè. Poi, anche gli altri tipi di identificazione di Flavio Durante, il biondino, quello alto, Presidente, voi non li trovate mai in maniera contestuale rispetto all'attività di Flavio Durante. Perché? Perché abbiamo cercato di far emergere in quei famosi 4 OCP che cita il Ceccagnoli, che quando dice che il Di Francesco incontra quello alto, in realtà si riferisce indistintamente a Flavio Durante, a Kevin Di Napoli, a esponenti della cosiddetta batteria Durante, che sono tutti quanti alti. Signor Presidente, Flavio Durante non è meno alto, di Kevin Di Napoli, di Farinaccio, è sicuramente più basso di Massimo Durante, ma è biondo tanto Flavio quanto Massimo Durante quanto Kevin Di Napoli. Farinaccio è rosso, ma voglio dire, potrebbe essere chiunque, non c'è, la certezza che l'individuazione sia proprio di Flavio Durante. Quindi io ritengo che in questo caso manchi, la prova certa dell'identificazione di Flavio Durante con il biondino, quello alto o Acale. Stessa cosa per quanto riguarda l'OCP, in cui dice che Di Francesco Perrulli sarebbe andato a casa del suocero di Flavio Durante. In realtà non dice a casa di quello alto, dice a casa del suocero, quindi il quello alto è sempre frutto di una interpretazione da parte della polizia giudiziaria. E allora, fatte queste premesse, entro nel vivo delle imputazioni che riguardano Flavio e Massimo Durante. Chiedo scusa, un secondo. E affronto il tema della partecipazione. Scusate, vi sento perché sono un po'... Affronto il tema della partecipazione alla consorteria di cui al capo A. Allora, voi sapete meglio di me che la giurisprudenza dice la prova dell'esistenza del vincolo associativo è deducibile anche dalle modalità esecutive dei reati fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti intercorrenti fra i sodali, dalla ripartizione di compiti e ruoli in vista della realizzazione del fine ultimo, qual è? In questo caso l'attività di commercio di stupefacenti. Però, quello che voglio rappresentare alle signorie vostre è che il primo problema che riguarda Massimo e Flavio Durante è l'operatività temporale di questa associazione. Perché? Perché all'udienza del 12 luglio 2020, foglio 33, il capitano Ceccagnoli dice: e allora veniamo alla batteria Durante. Noi iniziamo a prendere in considerazione la batteria Durante nel mese di aprile-maggio dell'anno 2017. Ma in maniera molto scaltra il capitano, su mia domanda, dimentica di rispondere quello che emerge dalle informative. Perché? Perché l'ultimo atto, signori del collegio, nel quale noi vediamo il nome Durante, sia di Massimo che di Flavio, è l'arresto di Massimo per l'operazione di cui al capo 35. Dopo quel 30 luglio 2017, nella copiosissima attività investigativa e quindi nell'informativa finale della DDA, naturalmente, e nelle richieste della Procura e anche dei Carabinieri, non si parla più di Durante. Quindi, dal punto di vista
mio, Presidente, sulla base di quello che dice la Cassazione, sezione seconda 23343 del 1 marzo 2016, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta aperta o a consumazione in atto, senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, dice la Cassazione, la regola di natura processuale per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, occhio, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, perché dice la Cassazione, spetta all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale. Signori del Tribunale, voi avete un atto dopo il 30 luglio 2017 nel quale si parla di Flavio Massimo Durante? No. E allora il primo dubbio che ci viene in mente, possiamo dare 36 anni, 12 anni per ogni mese di appartenenza alla consorteria? Forse è una pena sproporzionata, potrebbe essere una pena eccessiva. Questo lo dico naturalmente in maniera ironica, provocatoria, però è un problema, è un dato cronologico che vi porta a riflettere, Presidente, perché non basta risolvere il problema con la contestazione aperta, perché altrimenti sarebbe semplice, io indico un tempus commissi delicti iniziale e lascio il finale. No, la Cassazione dice tu, pubblica accusa, hai l'onere di dimostrare quando questi due hanno cessato di far parte della consorteria. Il capitano Ceccagnoli, udienza 8-10-2021, foglio 35, rassegna i numerosissimi contenuti dell'intercettazione ambientale eseguita nella nuova abitazione di Di Francesco. Dice Ceccagnoli, Presidente, alla presenza dei suoi discepoli li chiama, ma tra questi discepoli non ci sono né Flavio né Massimo Durante, eppure in quell'occasione si parla della vicenda di Vania e di Michele, ricorderete la vicenda che Ceccagnoli ha rappresentato più volte, questa ragazza aveva dei problemi, a un certo punto pare che qualcuno volesse anche ucciderla, non ci sono né Flavio né Massimo. Come si può dire che dopo l'arresto in flagranza di Massimo Durante, quindi dopo il luglio 2017, questi due abbiano continuato a far parte della consorteria di cui al capo A? Non è così, non è così. Avvocato, scusi un attimo, abbiamo un problema con sta mascherina. Allora, Presidente, io in realtà ho il certificato vaccinale, ho fatto anche la seconda dose, ho proprio il certificato. Sì, va benissimo. Questa la uso di solito per l'università, il problema è che non riesco, posso fare così, mi posso spostare in fondo che non c'è nessuno, così almeno non Forse è meglio, vado in fondo, veda un po' se c'è il microfono aperto. Vado in fondo così almeno non do fastidio a nessuno, sì. perché non riesco altrimenti a... Sì. Sicura? Scusate, più o meno credo che siamo vaccinati tutti per nostra fortuna. Forse sono contenta. Però insomma non è che c'è una certezza assoluta. Beh, abbiamo mi sposto. No, avvocato, guardi, se va bene forse è più facile che si spostano i colleghi che non devono parlare in questo momento. Mi dispiace per il pubblico ministero che magari... Va bene, avvocato, scusi la digressione, no, ma l'aula è chiusa. È che è veramente difficile parlare con la mascherina. Ma guardi, ho visto l'avvocato Ceci che stava proprio in difficoltà, sì. Insomma, ha parlato tante ore con una mascherina spessa, quindi... È veramente una martire. Ma poi fa caldo anche, al di là di tutto questo. Quindi, scusi l'interruzione. No, prego. assolutamente. Allora, proseguo. Ceccagnoli, udienza 2 luglio 2020, foglio 40... rassegnava l'origine della denominazione batteria durante. Anche questo inciso, Presidente, fa un po' sorridere. Cioè, batteria durante non è un termine che inventa il capitano Ceccagnoli o la procura, è un termine che in realtà, dice il capitano Ceccagnoli, viene mutuato da Severa, detto il Provola, che in un ambientale di gennaio 2017 dice comunque i prossimi a cadere, vuoi sapere chi sono fra te? La batteria dei Durante, vedrai che associazione che gli arriva. Ora, si può ritenere che l'affermazione di un coimputato anche a tecnica, perché se arriva l'associazione ai Durante e arriva pure a lui, vuol dire che anche lui si sta in qualche modo autodenunciando. Si può ritenere che l'ambientale eteroindiziante dia il nome al gruppo Durante? Allora ha ragione la collega Ceci, ma dov'è questo gruppo Durante? Sono degli amici che hanno sicuramente una matrice comune delinquenziale, vedremo fra un po' a cosa mi riferisco, ma probabilmente non hanno a che vedere con l'affectio richiesta
dalla tipicità dell'articolo 74 legge stupefacenti. Perché dico questo, Presidente? Perché in questo processo io ho scoperto che esiste una nuova forma di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, la società cooperativa. Questa associazione di cui al capo A è, se ci pensate, mutuate un po' dal diritto civile, una cooperativa avente ad oggetto stupefacenti. Perché dico questo? Perché anziché essere strutturata come tutte le molteplici associazioni di cui vi occupate voi nelle aule quotidianamente, in questa cooperativa non ci sono capi. Perché dico questo? Perché in realtà i capi sono intercambiabili. Non ci sono regole. La merendina, questa famosa merendina, è un qualcosa che intanto non si capisce per cosa viene data e da chi. Perché dico questo? Perché la merendina a un certo punto si dice che il gruppo Durante deve dare la merendina a Di Francesco tramite Perrulli, ma a un certo punto Di Francesco deve pregare i Durante affinché vendano stupefacenti a Perrulli, il quale deve dare la merendina ai Durante. E allora siamo in presenza di una cooperativa, Presidente. È una cooperativa finalizzata al narcotraffico. Quindi, anche in maniera naturalmente provocatoria, voglio rappresentare al Tribunale con parole tecniche che non è così scontato cucire addosso a questi ragazzi il 74, è una fattispecie pesante. Si dà quando vengono sequestrati chili, quantitativi importanti, soldi. Ai Durante non è stato sequestrato un centesimo, né un etto. Perché dico né un etto, Presidente? Perché quei famosi 10 kg del capo 35, che potevano reggere logicamente questo capo A, in realtà Ceccagnoli e il pubblico ministero hanno escluso che fossero legati al capo A. E allora non ho regole da rispettare, la merendina decido io quando darla, a chi darla e come darla. Inoltre la merendina sono io che la pretendo, io gruppo Durante che la pretendo addirittura da Perrulli, che è un mio sovraordinato. Qualcosa non quadra. Dal punto di vista logico c'è qualcosa, Presidente, che non quadra. E arriviamo a questa udienza 15 settembre 2020, foglio 38, in cui il comandante Ceccagnoli, il capitano Ceccagnoli, va a parafrasare un'intercettazione di Di Francesco e dice che Di Francesco avrebbe detto che l'associazione aveva conti separati e poi dice, tra virgolette, ognuno di noi ha i suoi affari, tuttavia, ripeto, al momento dell'occorrenza siamo tutti quanti una cosa sola. Questo al momento dell'occorrenza, Presidente, è un mantra per me, perché sposta tanto, sposta due fattispecie, una di parte generale e una di parte speciale, quello che si insegna all'università ai ragazzi. Che differenza c'è fra concorso di persone nel reato e associazione per delinquere? Chi non la sa viene bocciato. È semplice la differenza, ma questa formulina magica all'occorrenza sposta anni di galera, perché c'è differenza fra la partecipazione a consorteria dedita al narcotraffico o il concorso di persone nello spaccio di droga leggera continuato. 110, 73 e 81 capoverso è una cosa, 74,1 è un altro mondo. E un altro mondo vuol dire, Presidente, farsi 36 anni di carcere tutti quanti perché è un reato ostativo e la sorveglianza di Roma oggi te li fa fare fino all'ultimo giorno. Entri in carcere e te ne fai 36, neanche uno in meno. Quindi nella Camera di Consiglio avete veramente un onere rilevante in questa vicenda, perché il reato è pesante, signori, è pesante. Tralascio le trascrizioni, l'esame e il controesame perché ne avete, immagino, veramente fin troppo ormai sentite, ma naturalmente parliamo del 30 novembre 2020, foglio 86, quando io chiedo a Ceccagnoli cosa vuol dire argomento dell'occorrenza, Ceccagnoli spiega cosa vuol dire e riscontra quello che io dico, vuol dire che erano delle monadi sparse che alla bisogna si univano. Questo alla bisogna non vuol dire sistematicità, per me, almeno per me, poi lo lascio al Tribunale interpretarlo. Poi dice Ceccagnoli che era prevista come norma interna a questa consorteria di cui è il capo A che bisognava approvvigionarsi dai vertici e pagare la merendina. Però c'è un problema. Foglio 38, udienza 15 settembre 2020. Ceccagnoli conferma che in realtà era la regola anche che
ciascuna consorteria potesse approvvigionarsi anche all'esterno. E che associazione è quella che mi lascia la libertà di comprare dove voglio, da chi voglio, al prezzo che voglio, addirittura mi permette di vendere al mio sovraordinato? È come se un maresciallo desse ordine a un colonnello. È difficile ipotizzare che possa esserci questo tipo di regolamento in una consorteria di natura verticistica. Mi direte, vabbè, avvocato, non conosci la giurisprudenza, perché la giurisprudenza in materia di 74 dice qualunque cosa, parla di partecipazione a forma libera, dice che basta anche un solo contatto. Sì, dal punto di vista oggettivo, ma esiste per fortuna anche il dolo. Il dolo non ce lo possiamo dimenticare, altrimenti diventa un reato colposo. E no, perché oltre all'elemento oggettivo voi dovrete poi motivare eventualmente anche come Massimo Durante vuole partecipare alla consorteria di Silvio o di Bondi, che manco conosce. Quindi tutte queste mie, sconclusionate in qualche modo rappresentazioni vogliono però instillarvi un ragionevole dubbio. Siamo sicuri che è un'associazione di cui al 74? O perlomeno siamo sicuri che è la batteria Durante? Perché anche questo modo di formulare il capo di imputazione, Presidente, è un po' strano. Perché? Io non capisco se devo difendermi dall'accusa di essere parte di una consorteria di cui al capo A, cioè che risponde a Perrulli, Di Francesco e Pignataro, o prima di tutto difendermi da una consorteria con i miei sodali Durante, perché sarebbero due allora le associazioni, una piccola e una grande, e probabilmente in via subordinata vi proporrò anche di ritenerne soltanto una, con una piccola differenza che immagino voi avrete già compreso. Udienza 12 luglio 2020, foglio 25. Dice Ceccagnoli, Presidente, un altro tratto peculiare di questa organizzazione, ovvero la solidarietà, vedete, la società cooperativa, la solidarietà tra le diverse articolazioni territoriali. Queste tre articolazioni, quindi parlo di Esposito Marco, Perrulli e la batteria Durante, erano in costante competizione tra di loro. Oh, alla faccia dell'affectio societatis, in competizione, Presidente! Cioè un reato associativo viene dal Ceccagnoli definito come un reato in cui le consorterie sono in competizione. E dov'è l'affectio? Dov'è la tipicità? E poi, secondo me, il capitano la spara grossa. Perché? Perché io l'ho esaminato in un altro procedimento, il processo Suburbe, vi ricorderete, no? C'era anche il collega Mercurelli. Dice il capitano Ceccagnoli, questa è veramente grossa, che a Ostia chiunque può spacciare in Ostia centro senza chiedere il permesso ai clan mafiosi accertati con sentenze passate in giudicato. Fasciani, Spada, Triassi. Io sinceramente, tant'è che faccio anche la battuta dicendo questa la porterò in altri processi, Presidente, questa non si può sentire, perché se fosse così verrebbe bene il 416 bis, perché il 416 bis, come lei insegna, prevede la capacità di intimidazione, e se chiunque può andare a spacciare a Ostia Centro, dov'è il 416 bis? Abbiamo perso 12 anni di DDA, se fosse vero quello che dice Ceccagnoli. È evidente che il capitano Ceccagnoli su questo si arrampica sugli specchi mentre qualcuno gli versa dell'olio, è evidente. E poi quello che dice la giurisprudenza è che la possibilità di ritenere sussistente la partecipazione può essere desunta anche dalle modalità esecutive dei reati fine. Presidente e signori del collegio, voi avete soltanto un reato fine per i Duranti, il capo 29, quei famosi 3 kg ceduti 3 kg di hashish ceduti a Perrulli. Solo quello è il reato fine ricollegabile alla consorteria di cui al capo A, perché il capo 35, come anticipato, i 10 kg in realtà sono stati attribuiti con sentenze irrevocabili a Massimo Durante e non alla consorteria. E poi non risulta, udienza 15 settembre 2020, foglio 40 e 41, a mia domanda Ceccagnoli conferma, non risulta alcun rapporto diretto fra Flavio o Massimo Durante e Silvio, Bondi, Pignataro, Esposito, quindi non ci sono rapporti certificati fra questi soggetti. E poi, signori, altro elemento che per me è fondamentale, la ripartizione di compiti e ruoli in vista della realizzazione del fine ultimo, quello che chiede la Cassazione. Su questo vorrei anticipare ciò che dirò poi per la posizione di Flavio Durante. Voi avete nel capo di imputazione che Flavio Durante, è considerato l'organizzatore
della consorteria, livello 3, unitamente a Lorenzo Sagoni. Poi però, negli atti, e anche il capitano Ceccagnoli lo conferma, il rapporto materiale tra la batteria Durante e il livello superiore, e quindi Pignataro Di Francesco, attraverso Perrulli, sapete chi lo tiene? Lo tiene Cerchi, Kevin Di Napoli, Lorenzo Sagoni, che viene riconosciuto come il referente del gruppo, però soltanto Flavio Durante viene ritenuto l'organizzatore. Perché dico questo? Perché evidentemente non c'è questa consorteria. Se ciascuno dei ragazzi della batteria Durante, chiamiamola così, tranne Flavio peraltro, si interfaccia con Perrulli, e abbiamo anche le intercettazioni su questo, è perché evidentemente è un gruppo di amici, come diceva l'avvocato Ceci, senza ruoli definiti. Non c'è quel ruolo di organizzatore che viene dato a Sagoni e a Flavio Durante dalla procura nel capo di imputazione. Non c'è un solo OCP, signori del collegio, in cui voi trovate il versamento di una banconota dal gruppo Durante a livello superiore. Non esiste. Il capitano Ceccagnoli, trascrizione 23 giugno 2020, foglio 21, riferisce dell'approvvigionamento dai narcospagnoli. Ricorderete, diceva che la consorteria di cui è il capo A si approvvigiona anche dai narcos spagnoli. Però poi, su domanda dell'avvocato Madeo, quando dice scusi, ha riscontrato, foglio 85, trascrizioni 30 novembre 2020, ha riscontrato una consegna di stupefacente, di questo stupefacente di provenienza spagnola alla batteria Durante? No. La risposta è no. Flavio Durante viene attenzionato H24 con una telecamera posta davanti all'abitazione, che peraltro aveva anche cambiato in quel periodo, quindi sapevano veramente tutto quello che faceva Flavio Durante, perché cambia abitazione e immediatamente gli piazzano una telecamera davanti casa. Bene, signori del Tribunale, nonostante una telecamera H24 piazzata, non c'è un solo filmato che ritrae Flavio Durante, non c'è un'intercettazione che sente Flavio Durante, ci sono soltanto ambientali su uno scarabeo, su un T-Max che i carabinieri attribuiscono a Massimo Durante senza riconoscimento però, quindi potrebbe essere Massimo Durante come potrebbe essere chiunque altro del gruppo, se esiste un gruppo. E poi il problema del profilo soggettivo. Manca, a mio modesto avviso, signori del Tribunale, qualsivoglia elemento indiziante la consapevolezza da parte dei fratelli Durante di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili loro fratelli a operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune. Cosa manca? Manca quella che volgarmente chiamiamo la messa a disposizione stabile. Poi non avete un atto dal quale potete desumere, neanche un'intercettazione dal quale potete desumere che uno dei due parli di Pignataro, di Francesco, di Perrulli. Questa messa a disposizione non c'è, anzi, a un certo punto ci sono intercettazioni in cui è evidente che Pignataro e Perrulli parlano male di Flavio Durante dicendo non è affidabile, non lo voglio più vedere, questo mi sta antipatico, basta, non me lo fate vedere più, voglio parlare con Sagoni, voglio parlare con Di Napoli, voglio parlare con Cerchi, non con lui. E allora, viva Dio signori, ma dov'è l'affectio? Dov'è l'affectio? Se non è affectio, Presidente, è una comunanza, una cointeressenza economica, è un rapporto commerciale. E il rapporto commerciale, la Cassazione ci spiega che può essere un altro tipo di reato e ne parleremo fra qualche minuto. Vado rapidamente. Quindi le richieste poi le posso formulare alla fine, così almeno seguiamo un ordine, ma in questo caso la richiesta sarà quella di assoluzione per Massimo e Flavio Durante, perché manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che abbiano partecipato alla consorteria di cui è al capo A. Ma poi ho un problema per Flavio Durante, perché Flavio Durante, per il quale sono stati chiesti 22 anni, viene ritenuto l'organizzatore. Chi è l'organizzatore? Cassazione, sezione quarta, 3 giugno 2020. L'organizzatore è chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia stato svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza. Però, dice la Cassazione, devono essere dimostrati poteri di gestione e le direttive conferite al gruppo. Ora, io nelle intercettazioni, negli SMS, non ho mai trovato una direttiva impartita da Flavio Durante
al fratello Massimo, a Kevin Di Napoli e agli altri. Questo ruolo dirigenziale, Presidente, deriva dalla fantasia investigativa degli operanti e poi della Procura, perché è privo di aggancio fattuale. È quello che in Cassazione chiameremmo il travisamento della prova, cioè la contraddittorietà tra motivazione e atti del procedimento. Non c'è un solo atto dal quale si desume questo. Perché dico ciò? Perché Lorenzo Sagoni viene riconosciuto il vertice della batteria Durante, addirittura le intercettazioni dicono è colpa del piccolo che ci ha messo in mezzo questi qui. Evidentemente non è l'organizzatore e avrà conosciuto probabilmente Sagoni il Di Francesco, ma nelle intercettazioni si legge che è tutta colpa del piccolo, come a dire ci ha dato questo qui che è uno a noi sgradito. E come fa a essere l'organizzatore? Uno che è sgradito ai capi è organizzatore. E chi conferisce il titolo di organizzatore se non il livello 2 e il livello 1? Allora, se il livello 1 e 2 non gradiscono Durante e Flavio con livello 3, Presidente, ma perché chiediamo 22 anni per Flavio Durante? Perché lo identifichiamo come organizzatore? Organizzatore di cosa? Perché dico organizzatore di cosa? Perché foglio 90, trascrizione 30 novembre 2020, ha mai riscontrato, chiedo io, una comunicazione o un messaggio tra Sagoni o Massimo Durante o Flavio nel 16-17? Allora, dice Ceccagnoli, non abbiamo captato messaggi diretti. Mi può indicare, dico io, una pagina, un RIT, un atto della sua informativa dal quale si desume questo riscontro oggettivo di una comunicazione tra Sagoni e Durante? Risposte di Ceccagnoli: no, io le ho detto, durante la nostra attività non abbiamo riscontrato. Quindi la Procura dice che i capi sono Flavio Durante e Sagoni. Non ci sono rapporti fra Durante e Sagoni. Durante è inviso assolutamente a livello superiore, però l'organizzatore e merita 22 anni. Non è logico, non è logica questa ricostruzione. Perché? Perché i livelli apicali della consorteria, Presidente, quindi in questo caso parliamo di Francesco, dalle intercettazioni che abbiamo in atti, si interfacciano con Cerchi, con Di Napoli e riconoscono in qualche modo questo ruolo di padre nobile a Sagoni, ma non anche a Flavio Durante. Perché? Perché Flavio Durante non è carismatico come dice Ceccagnoli. Ceccagnoli dice, trascrizioni 30 novembre 2020, foglio 87, che era un leader carismatico, però quando poi gli chiedo scusi capitano, ma perché carismatico? Si riferisce ad un'intercettazione ambientale in cui Massimo Durante parlerebbe con Kevin Di Napoli di un recupero, lamentandosi del ritardo con il quale recupera delle somme. Presidente, signori del Collegio, siamo in un processo indiziario. È certificato che Flavio Durante gestisse 2 sale scommesse a Ostia in quel periodo. Le sale scommesse sono quelle in cui si scommette sulle partite. Molto spesso capita che per gli amici, così mi spiegava il Durante, faceva fare la giocata telefonicamente e poi mandava qualcuno a recuperare i soldi della giocata, perché se io punto sulla partita per dire Italia-Spagna e non vado materialmente alla sala scommesse, dico ok, scommetto che vince l'Italia ai rigori e poi è il titolare della sala scommessa che mi porta i soldi. Ecco, può essere una spiegazione alternativa? Certo, e se è alternativa, Presidente, sulla base del ragionevole dubbio 192,2, voi non potete a prioristicamente sposare la ricostruzione contra reum, perché è un processo di droga parlata, e allora se è droga parlata basta un dubbio ragionevole per poter porre nel nulla quel tipo di impostazione. Poi, quando io chiedo a Ceccagnoli ma mi spiega perché Flavio Durante è leader, dice che questa caratteristica del leader la desume sempre da quella famosissima intercettazione in cui Severa dice ecco qua ci stanno i Durante, la batteria Durante, vedrai che associazione che gli arriva tra poco. Quindi, Presidente, è un discorso di nome, cioè non si chiama batteria Farinaccio o batteria Sagoni o batteria, solo per un discorso di nome, e solo per il nome o per il cognome posso io subire una condanna a 22 anni? Credo di no, spero di no. Perché dico che il capitano Ceccagnoli a un certo punto è un po' come posso dire, un po' birichino? Perché, Presidente, parliamo udenza 12 luglio 2020, foglio 38, dopo aver detto che il capo è Flavio Durante, sembra che cambia un po' idea e dice, su mia domanda,
Sagoni Lorenzo, durante tutta l'indagine Maverick, è stato detenuto, comunque sia con possibilità ampia di comunicare coi suoi sodali, per quello che si evince dagli sms scambiati tra Perrulli Di Francesco. Sagoni Lorenzo praticamente avrebbe fatto una sorta di passaggio di consegne, sapete a chi? Non a Flavio Durante, ma a entrambi i fratelli. Quindi il capitano Ceccagnoli, non contento di aver cucito su Flavio Durante il ruolo di capo, a un certo punto dice che sono entrambi i fratelli quelli che hanno appunto il ruolo di organizzatore, ed è evidente che questo è un atteggiamento assolutamente illogico che dal punto di vista processuale credo possa avere un ruolo. E poi andiamo alla merendina. Allora, udienza 30 novembre 2020, foglio 84, dice il capitano Ceccagnoli che chi doveva versare la merendina per conto della batteria Durante tramite Perrulli era il Cerchi. Allora mi chiedo, scusate, ma se il capo è Flavio Durante, perché la merendina la porta il Cerchi? Perché il Di Francesco o Perrulli cercano Kevin di Napoli, il box o il piccolo, chi sia lui e non Flavio Durante? È evidente che questo ruolo di organizzatore, queste direttive, non sono direttive, efficaci. Non viene riconosciuto il ruolo di leader da Flavio Durante, è evidente che quindi questo ruolo non trova riscontro negli atti. Poi è evidente, signori del collegio, che c'è una fungibilità all'interno della batteria Durante, se così si può chiamare. All'interno di questo gruppo deve esserci per forza una fungibilità dei rapporti. Che significa? Significa che poteva essere indistintamente chiunque a gestire eventuali rapporti di natura commerciale con i livelli superiori. Perché dico questo? Perché la Procura ha chiesto la derubricazione nei confronti del Sagoni da organizzatore a partecipe, e allora dal punto di vista logico, signori del Tribunale, se Sagoni, che è considerato il padre nobile del gruppo, viene derubricato a partecipe, se Flavio Durante non è digerito a livello 1 e livello 2, se Flavio Durante non va a recuperare i soldi, se la merendina non la porta Flavio Durante, allora da dove potete trarre voi sotto il profilo della tipicità sempre questo ruolo di organizzatore che gli vale 22 anni di carcere? È evidente che Flavio Durante ha lo stesso tipo di ruolo del fratello Massimo, di tutti quanti gli appartenenti a questo gruppo, a questo gruppo di amici o consorteria, come volete definirla voi. E per quanto riguarda poi il capo 29, ne parleremo più avanti, si dice nelle intercettazioni che il box ne ha scansati 3 e non Flavio ne ha scansati 3, è il box che ne ha scansati 3, il che vuol dire che il rapporto tra i ragazzi è lo stesso, è un rapporto di tipo orizzontale, non c'è un capo, sono tutti sullo stesso livello, sono tutti appartenenti alla stessa consorteria, non c'è un ruolo dirigenziale. Michael Cardoni, altro nodo o punto dolente. Presidente, siamo tutti quanti abituati ormai, non è più come nel 2009, no? Siamo abituati ai collaboratori di giustizia locali. Lei pure mi ricordo che intervenne in maniera energica e mi rendo conto che non è neanche facile poi assistere a certe scene. Si ricorderà quel giallo sul riconoscimento fotografico di Michael Cardoni. Michael Cardoni a un certo punto sembrava stesse leggendo un book fotografico con i nomi, poi a un certo punto è stato fermato, poi è stato chiarito che non c'erano scritti i nomi. Comunque diciamo che l'attendibilità di Michael Cardoni dal punto di vista mio, quindi sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca, posso soltanto rilevare una cosa, che stranamente Michael Cardoni riconosce Massimo Durante, che è il più piccolo, incensurato, dicendo che a 17 anni spacciava nella vietta con Galleoni, e non Flavio, che è più grande e che ha qualche precedente. Quindi se questo signor Michael Cardoni è attendibile, e fosse attendibile, vorrebbe significare che non conosceva in effetti la storia dei fratelli, perché Massimo Durante ha sempre lavorato da quando ha 16 anni, Presidente, ha versato i contributi come bodyguard, come responsabile sicurezza, come mi pare credo anche in una palestra, cioè non è uno che viveva in mezzo alla strada come dice Michael Cardoni, anzi questo è il primo reato che commette e sta pagando peraltro, perché appunto ricordiamoci che Massimo Durante, Presidente,
sta subendo, a mio modestissimo avviso, una carcerazione preventiva, anzi ha subito ormai ingiusta, perché la Cassazione per ben 3 volte ha annullato le ordinanze del Tribunale del riesame per Massimo Durante sulle contestazioni a catena. Quindi ormai è fuori, però è da 2 anni e mezzo che combattiamo, non c'è ancora una pronuncia definitiva perché deve essere fissato ancora il riesame dall'ultimo rinvio, ma per 3 volte la Cassazione ha annullato le ordinanze del riesame su Massimo Durante. Perché? Perché il capo 35 ci hanno detto tutti quanti che era collegato a questa vicenda e quindi non avrebbe dovuto fare questa carcerazione, ma quello è un altro discorso, un altro ragionamento che in questa sede non rileva. E poi, altra nota illogica è che il capitano Ceccagnoli a un certo punto dice che era interessato, come fosse una campagna acquisti quasi di calciomercato, al gruppo Diabolic, che era interessato a Massimo Durante e Kevin Di Napoli. Massimo Durante peraltro era detenuto. Quello che io mi chiedo, Presidente, se Flavio Durante è un leader carismatico, se Flavio Durante è il vertice della consorteria, mi spiegate perché Diabolic cerca Massimo e non Flavio? Allora è evidente che Flavio Durante non è così carismatico, è evidente che Flavio Durante non è l'organizzatore del gruppo. Perché? Perché altrimenti Diabolic avrebbe, immagino, buttato l'occhio, se così si può dire, in senso tecnico, su un soggetto criminologicamente più valido. Il ruolo di organizzatore, Presidente, e ho quasi concluso su questo punto, non si desume nemmeno da tutta la messa di intercettazioni GPS, telefoniche, abbiamo detto anche video, che hanno ripreso per tutta quanta l'operazione Maverick Flavio Durante. Richiamo a questo proposito una sentenza della sezione quarta 14 aprile 2021 numero 16698, nella quale si dice che ai fini della configurazione della condotta di promotore organizzatore in una consorteria di questo tipo è necessario che il soggetto svolga compiti di coordinamento dell'attività degli associati in modo da assicurare attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell'organismo criminale. E in questo caso però, signori del collegio, io questa continua assistenza di Flavio Durante, che non è intercettato una sola volta, non la trovo. Neanche voi la trovate, perché non c'è un atto di investigazione che riprende Flavio Durante. Quindi è evidente che il gruppo è un gruppo di amici, adesso ne parliamo, non è un gruppo di delinquenti dediti a narcotraffico, forse è un gruppo di spacciatori, non di trafficanti, è diverso, ma non ci sono ruoli. Flavio, Massimo, Lorenzo, gli altri ragazzi sono cresciuti insieme. Credo di non sbagliare se dico che il figliolo di Lorenzo Sagoni è amico coetaneo del bambino di Flavio Durante. È gente, Presidente, insomma, è gente che non frequenta la Sorbona, è gente che non viene da contesti sociali elevati, è evidente. Quindi cosa ci si può aspettare? Hanno bambini, giocano insieme, vivono insieme, crescono come i loro figli insieme. Non ci si può meravigliare se Flavio Durante si preoccupa di Lorenzo Sagoni che è in carcere. Che vuol dire? Che sta agevolando uno della consorteria? No, sta pensando all'amico con cui si conosce da 30 anni per sapere come sta in galera. È diverso il contesto, Presidente. Il pagamento delle spese legali o il mantenimento dei detenuti è un concetto che riguarda altre consorterie, lei lo sa meglio di me, parliamo di altri contesti, 'Ndrangheta, Cosa Nostra, Casalesi, sono articolazioni diverse, Presidente. Qui parliamo di ragazzi, sono tutti coetanei, amici, vengono dallo stesso quartiere, vengono da Ostia. Ostia è piccola alla fine, poi la zona di Ostia dove vivono è sempre la stessa, non sono persone che si incontrano per delinquere, sono nati e vivono insieme. Ecco perché sulla consorteria Durante io avrei dei dubbi sinceri su questa articolazione. Dare un 74 a questi ragazzi è forse eccessivo, perché anche con un concorso in spaccio continuato può esserci una pena importante, ma non 22 anni, non 14 anni. Passo al punto successivo. Secondo me, signori del Tribunale, spero di non urtare le vostre, sensibilità giuridiche in questo senso, io ritengo che se c'è quella contiguità alla bisogna, come dice il capitano Ceccagnoli, forse potremmo ragionare insieme su un'altra fattispecie. Perché? Perché dice la Corte di Cassazione, sezione quarta, 6 aprile 2017, che non può ritenersi integrata l'associazione per il 74 per il solo fatto della frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel diverso ruolo di venditore e acquirente. È necessario invece dimostrare che tale reiterazione
si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commissione di una serie indeterminata di reati. L'associazione per delinquere è un reato che è caratterizzato da un accordo per la commissione di una serie indeterminata di reati che quindi ben può prescindere dal perseguimento di un fine comune. Però, dice la Cassazione, Presidente, in una vicenda analoga, in termini generali valgono le regole di tutti i reati associativi, ma è ben possibile che l'accordo per la commissione di più reati veda i soggetti in ruoli ben differenziati e finalizzati a scopi diversi per ciascuno. Può essere il comune rapporto fra ladri e ricettatori e, caso molto frequente, fra fornitori di stupefacenti e acquirenti di tale sostanza per ragioni diverse dall'uso personale. Dice la Cassazione, con riferimento invece alla droga, se il venditore, gruppo Durante, si riserva il diritto di offrire o meno in vendita la sostanza, gruppo Perrulli, capo 29, e il secondo, Perrulli, di comprarla o meno, ovvero di comprare da altri alla ricerca del miglior prezzo di acquisto, si potrà avere una catena di reati commessi in concorso, dice la Cassazione, e probabilmente in continuazione, ma a fronte di tale libertà di contrarre, merendina, non ruoli organizzativi, non rapporto gerarchico, non si potrà, dice la Cassazione, parlare del reciproco impegno che integra l'accordo stabile che costituisce il reato associativo. La Cassazione mi dice, in un caso come il loro, se c'è libertà di contrarre, può esserci il concorso in spaccio di sostanza stupefacente leggera continuato. Per fare un paragone, dice la Cassazione, è come dire che non è sufficiente la reiterazione di contratti di compravendita in ragione della generica preferenza del compratore, che però decide di volta in tutta libertà di recarsi dal medesimo negoziante, ma, dice la Corte di Cassazione, va dimostrata la sussistenza di una sorta di contratto di somministrazione in cui la reiterazione delle singole condotte di compravendita si colloca nel programma di impegno reciproco. Non vado oltre. Voi, signori del Tribunale, anche alla luce della ricostruzione precisa di Ceccagnoli, non avete un solo indizio che questi ragazzi abbiano consapevolmente stretto un patto di non concorrenza con il gruppo, diciamo, chiamiamolo Silvio e altri. Perché? Perché se la merendina decido io quando darla, se la merendina non la do per 3 settimane e questi mi mandano pure al diavolo, se addirittura la merendina sono io che la pretendo da Perrulli, che è il mio sovraordinato, Presidente, signori del Tribunale, dov'è il fatto tipico di cui l'articolo 74, comma 1 e 2 di PR 309 del 90? E direte, l'avvocato Mario dice sempre la stessa cosa, lo so, però è il punto per me più importante. Poi dice, e non ne cito più, promesso, sezione prima, 25 novembre 2020, il mutamento del rapporto fra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avuto solo qualora risulti la volontà dei contraenti di superare la soglia, dice la Cassazione, del rapporto sinallagmatico contrattuale, perché, signori, parliamo di commercianti di droga, quindi parliamo di gente che va condannata se è dimostrato che appunto la droga parlata è droga effettiva, ma sono commercianti, non trafficanti. Se Durante può sul libero mercato approvvigionarsi al capo 35 di 10 kg, addirittura Massimo Durante, il fratello piccolo, compra 10 kg da un tale De Cesare, mi pare, senza parlare col fratello, che è più grande ed è pure l'organizzatore, il che vuol dire che evidentemente Massimo Durante ha deciso di mettersi in proprio, o si è messo in proprio, oppure era un gruppo di amici che all'occorrenza commerciava in stupefacenti, senza alcun legame con la consorteria di cui al capo A. E quindi, in questo caso, la formula che posso in qualche modo rappresentare, e ritorno un attimo prima su Flavio Durante, Presidente, perché mi sono distratto, poi lo dirò al dottor Bosso. Comunque, per Flavio Durante io chiedo peraltro l'assoluzione perché manca, è insufficiente o contraddittoria la prova del ruolo di organizzatore di cui al capo A, quindi chiedo la derubricazione comunque nel ruolo di mero partecipe. Invece, per quest'ultimo motivo, chiedo che venga diversamente qualificata l'imputazione nei confronti di Massimo e Flavio Durante e chiedo che venga ritenuta
al più sussistente la fattispecie del concorso in spaccio di droga leggera avvinto dal vincolo della continuazione. E ho quasi concluso sul fatto di cui al capo A. Devo però, per dovere difensivo, non me ne vogliono i miei assistiti, però faccio questo lavoro, quindi in qualche modo devo trovare il paracadute. Qualora voi riteniate che io stia dicendo delle corbellerie, qualora voi riteniate che io stia dicendo delle cose che non trovano riscontro e nel codice penale e negli atti, devo sottoporvi un interrogativo. Non è che per caso, signori del Tribunale, questa articolazione durante può essere considerata una fattispecie associativa di cui al 74,6, e cioè in via ulteriormente subordinata, qualora il Tribunale dovesse ritenere che invece esiste l'affectio, che invece esiste il rapporto stabile tra i sodali, io ritengo, signori del Tribunale, che sia possibile ipotizzare la cosiddetta associazione di lieve entità, che ha una pena molto più blanda rispetto al 74,1 e 2 e che permetterebbe al Tribunale, mi metto un attimo nei vostri panni, di non vanificare 2 anni e mezzo di intercettazioni, di pedinamenti, di straordinari delle forze dell'ordine e di lavoro anche nostro in aula, perché sarebbe comunque dimostrato un fenomeno criminoso. Ma, signori, una cosa è il comma 6 e questi ragazzi uscirebbero a breve e avrebbero pene basse, una cosa invece è il 74,1 e 2, dove le pene fanno tremare i polsi. La metto naturalmente come subordinata, come estrema subordinata. Perché dico questo? Perché la Corte di Cassazione, anche su questo, non ve la leggo, prometto, dice però che l'accertamento, perché si era posto il problema, vi ricordate, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale alla Corte di Cassazione, dicendo come mai il 74 non prevede una pena diversa quando si traffichi droga leggera. La Corte di Cassazione dice la questione è manifestamente infondata perché, anche se non c'è una diversificazione come per il 73, il richiamo del comma 5 permette comunque al giudice di valutare caso per caso gli indici rivelatori della consorteria di lieve entità. Quali sono? Dato qualitativo: cosa spacciano i durante? Hashish, non cocaina, hashish. Il dato quantitativo: di che droga parliamo? L'unico capo di imputazione, peraltro di droga parlata, non realizzata, è il capo 29 sui 3 kg di hashish. Direte, avvocato, 3 kg sono tanti. Un attimo, sono tanti per Ostia? Ostia è come Città del Capo, Città del Messico. 3 kg di hashish sono tanti per Ostia? No. E allora, proprio questo accertamento concreto permette di superare anche il dato quantitativo, perché il capo 29 vi permetterebbe evidentemente di scivolare su questo comma 6. Altro indice presuntivo che la Cassazione richiede: mezzi, modalità e circostanze dell'azione. Ricordiamo che di questa droga parlata in realtà non abbiamo riscontro. Perché? Perché non si sa per Rulli poi se l'ha ricevuta, quanto l'ha pagata e che ci ha fatto, perché i periti su questo, Presidente, sul capo 29, i periti non hanno individuato quell'affermazione Natalino mi ha pagato il fumo, non c'è nella perizia, dicono che non si sente nitidamente Natalino mi ha pagato il fumo, e anche se Natalino avesse pagato il fumo, scusate, ne ha scansati 3, ma che vuol dire? 3 grammi, 3 etti, 3 chili, 3 quintali, 3 tonnellate. 3 può essere qualunque cosa, quindi se fosse per caso 3 etti, 300 grammi, non sarebbero 3 chili. Quindi io ritengo, Presidente, che anche da questo punto di vista vi sollecito in qualche modo la possibilità di contemperare una pena con le condizioni soggettive e oggettive dei miei 2 assistiti. Ho quasi concluso, quindi in via ulteriormente subordinata, quindi faccio anche questa richiesta di configurare eventualmente un 74 con il comma 6, che è una fattispecie autonoma, quindi non è più circostanza attenuante, e quindi ci sarebbe un altro tipo di disciplina. E su questo ci siamo. Poi ho quasi finito, Presidente, non so da quanto parlo, però ok. Reati fine. Allora, al capo 31 i miei assistiti rispondono di estorsione. Su questo il pubblico ministero, a cui mi associo sicuramente per quanto riguarda la richiesta di assoluzione di Flavio Durante, quindi su Flavio Durante posso soltanto aderire alla richiesta del PM, però anche su Massimo, Presidente, c'è qui un discorso da fare. Perché? Perché dalle intercettazioni in realtà
Non si capisce intanto se la violenza l'avrebbe usata Massimo Durante o qualcun altro, perché nessuno fa il nome Massimo Durante. Lo stesso Massimo Durante nell'intercettazione sembra che neanche sappia qual è la macchina oggetto di estorsione, perché dice ma che è una panda, e ride pure, una panda bianca, quindi non si comprende se sia Massimo, diciamo, il soggetto attivo di questa fattispecie, e soprattutto non abbiamo, Presidente e signori del Collegio, mai sentito la voce di Ivan Dolzi. Questo Ivan Dolzi, che è, ricordiamo, una persona contigua, la chiama se non sbaglio Ceccagnoli, il quale a un certo punto dice pure che io contesto, cioè Ceccagnoli parla in prima persona dicendo che è lui che contesta le fattispecie, si arroga proprio dei diritti che in realtà il codice non gli consente, dice io lo ritengo contiguo perché è uno vicino, se non sbaglio a Barboncino o forse a Fusinato, non ricordo adesso a chi del gruppo. Ma questo Ivan Dolzi, la vittima, non ha mai proferito parole in questo procedimento, cioè né indagini preliminari né durante il processo, quindi non sappiamo in realtà chi è che ha perpetrato l'estorsione nei confronti di Ivan Dolzi. E poi, signori del Tribunale, qual è l'oggetto, qual è la ragione dell'estorsione? Perché anche su questo non ci siamo. Ceccagnoli parla di 7.400 euro. Invece nell'intercettazione Dolzi dice per alzare 100 euro, tra 100 euro e 7.400 euro c'è una bella differenza. Quindi anche su questo io chiedo l'assoluzione per Flavio Durante perché non ha commesso il fatto e aderisco quindi alla richiesta del pubblico ministero, ma chiedo anche l'assoluzione per Massimo Durante perché manca insufficiente o contraddittoria la prova che abbia commesso il fatto di reato, quindi col 530 comma secondo, perché non c'è oltre ogni ragionevole dubbio la prova che Massimo Durante abbia perpetrato l'estorsione nei confronti di questo signore. E poi arriviamo al capo 33. Sul capo 33, Presidente, ho quasi concluso, posso dire poco, veramente poco. Perché? Perché questo capo 33 è stato legato dal capitano Ceccagnoli alla vicenda Gay Village e alla vicenda Dada Umpa. Però, se non ricordo male, tra la vicenda Gay Village e Dada Umpa intercorrono 11 mesi. Possibile che per 11 mesi questi ragazzi covano, Massimo Durante cova, diciamo, desiderio di vendetta nei confronti dei moldavi senza passare all'azione? 11 mesi non sono pochi per un soggetto che frequenta peraltro i locali notturni come bodyguard, quindi io credo che il movente di queste armi sia ancora difficile da individuare. E poi posso soltanto dire che c'è un'intercettazione in cui Massimo Durante dice sono mie, quindi questo posso fare, perciò su questo mi rimetto, diciamo, come si dice, alla valutazione del Tribunale, chiedo una soluzione col 530 capoverso perché non è certa la prova che Massimo Durante sia responsabile di queste armi. E poi chiudo parlando del trattamento sanzionatorio e ho chiuso, credo di aver contenuto anche in un'oretta più o meno. Presidente, noi abbiamo due ragazzi qui, Flavio e Massimo Durante, che prima della vicenda Maverick non hanno varcato le soglie delle patrie galere. Adesso invece abbiamo Massimo che è alla misura gradata e sta lavorando, lavora presso il supermercato Peuex di Ostia, come lavorava prima di questa vicenda Maverick in generale. Quindi dare a Massimo una pena diversa dal minimo edittale, secondo me potrebbe essere in qualche modo forse una sanzione eccessiva, visto che ha buttato all'aria, diciamo, la sua vita giovane in 3 mesi, perché in 3 mesi Massimo Durante ha rovinato la sua vita. Prima era immacolato, era incensurato, e anche le vicende pendenti sono vicende collegate sempre a questa, perché Dada Umpa e Gay Village sono collegate a questo fatto. Quindi per Massimo Durante io chiedo le attenuanti generiche prevalenti e chiedo il minimo della pena nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che l'avvocato Matera ha detto un sacco di corbellerie. Per Flavio Durante idem, con un'aggiunta. Flavio Durante è papà di 2 bambini, è da 3 anni e mezzo che subisce custodia cautelare arresto domiciliare, ma in luogo diverso e lontano dalla residenza familiare. Abbiamo prodotto, Presidente, perché ce l'ha in atti, io le ho anche indicate, insomma, nelle mie produzioni documentali, che Flavio Durante era l'imprenditore, aveva 2 sale scommesse e poi aveva anche quel negozio, diciamo, di Mariona Light che poi ha dovuto chiudere ovviamente, e quindi parliamo di un ragazzo che può ancora recuperarsi, non è completamente perso, perciò anche per lui io chiedo e credo che se la pena deve essere
non solo una sanzione ma anche una possibilità di recupero, no? Ai sensi dell'articolo 27,3 della Costituzione, credo che anche su di lui, Presidente, possiate contenere il trattamento sanzionatorio, perché in fondo non parliamo di trafficanti di quintali o tonnellate di cocaina, parliamo al più di commercianti di hashish o marijuana per 3 kg evidentemente, non abbiamo quantitativi superiori. Quindi io chiedo che venga appunto anche per Flavio Durante contenuto eventualmente il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. E io avrei concluso, per il dottor Bosso potrei fare un resumen di tutto quanto, oppure poi produrrò all'udienza prossima se vuole le conclusioni, come preferisce, Presidente. Sì, va benissimo le conclusioni, io dovrei aver scritto tutto e poi mi confronto comunque col dottor Bosso. Comunque ci sono le trascrizioni scritte, Avvocato, quindi come preferisce, anche se non... Credo di non aver fatto le conclusioni forse per il capo 29, per il capo relativo alla cessione di 3 kg, perché l'ho trattato unitamente al 74 e ho dimenticato di concludere. Per quello, Presidente... No, non ha concluso sul 29. Vero, per il capo 29 non ho concluso, quindi per il capo 29 chiedo l'assoluzione di Flavio e Massimo Durante per non aver commesso il fatto in via subordinata anche col 530 capoverso, dando per scontato però che la droga parlata in realtà sia droga consegnata, perché anche su quello, devo dire, non abbiamo la certezza. Però mi accontenterei di una soluzione per non aver commesso il fatto. Vi ringrazio. Grazie a lei, Avvocato. Allora, cominciamo. Il Tribunale vuole 5 minuti di pausa? Prego? Il Tribunale vuole fare 5 minuti di pausa oppure no? Ma volete fare una pausa? Dani? Bicchiere d'acqua? Sì, però 5 minuti, quindi per me sono 35 e 36, quindi vuol dire 45 precise, va bene? Presidente, mi scusi se intervengo, i fratelli Durante vorrebbero rientrare, possono avere il Ci certificato? vuole la certificazione, Perfetto, grazie perfetto. Avvocato. Ci pensa lei, dottor Bosso? Quindi è 45 precise, va bene? Grazie. Sì? Da Terni? Da Terni c'era voleva rinunciare al proseguo dell'udienza. Va bene, è un suo diritto. È un suo diritto, stacchiamo il collegamento, arrivederci. No, abbia pazienza, non ho più sentito. La ringraziamo, signor Presidente. Grazie a voi, arrivederci. Buona serata. Kevin di Napoli. Sì. Allora, 45 si torna in aula.